Buongiorno, ben trovati telespettatrici, telespettatori di Antenna 3. Rientriamo in diretta anche per questo mezzogiorno per aggiornarvi su tutti i fronti della cronaca, dell'attualità e della politica. Tanti davvero i fatti. Fra poco vi aggiorneremo sulla vicenda di Helen Comin, questa cinquantenne residente a Cittadella morta dopo un intervento di chirurgia estetica a Castelfranco Veneto. Un caso che sta ovviamente provocando un'ondata di cordoglio, ma anche tanti interrogativi. Indaga la Procura di Treviso. Ci sposteremo poi a Venezia per parlare di furti, di maltempo, da Bassano a Vicenza, Padova, una città sempre più congestionata. Faremo il punto del traffico. È una giornata davvero campale, ma prima c'è il nostro Lucio Zanato da Asolo che ci aggiorna sulle ricerche di una signora, una 58enne, ricerche che proseguono senza sosta. Lucio, buongiorno. Sì, buongiorno, mi trovo a Pagnano d'Asolo, mi trovo con il sindaco di Asolo Dalla Rosa e siamo qui perché, come vedete alle nostre spalle, vedete anche nell'immagine che abbiamo girato qualche minuto fa, ci sono i volontari, la protezione civile, Guardia di Finanza, Vigili del Fuoco, Carabinieri, insomma c'è un esercito con cinofili alla ricerca di Alessandra Gallina, 58 anni, che è scomparsa da 2 giorni. Sindaco, intanto com'è la vicenda, visto che lei la sta seguendo minuto per minuto, e come stavano procedendo le ricerche? Le ricerche sono serrate con un impiego di tantissime persone, anche unità cinofile, anche droni, anche ieri l'elicottero. Finora non c'è stato esito e il percorso è stato battuto, il percorso che ha fatto questa signora da casa sua alla casa dei fratelli, però senza al momento esito. Ecco, cosa è successo in pratica? Cioè domenica Alessandra Gallina cosa ha fatto? Normalmente, come faceva di solito, andava a piedi o in bicicletta, ma l'altro giorno era a piedi, andava a trovare i fratelli e nel viaggio del ritorno non è più tornata a casa. Quindi stiamo parlando di martedì, mercoledì? Sì, per cui il giorno dopo il marito ha comunicato alla stazione dei Carabinieri la scomparsa della signora e si è attivata la procedura di ricerca della persona impiegando tutte le forze a disposizione. Ecco, però in questo tragitto fino adesso non c'è stata traccia, non si vede neanche l'ipotesi di un incidente, un malore? È stato cercato sia lungo la strada provinciale e non abbiamo avuto per il momento nessun esito. Ecco, allora lanciamo questo appello: chiunque si trovi in che zona e nel caso trovasse qualche segnale, un pezzo di vestiario, una scarpa, qualcosa, cosa deve fare? Allora, qual è dato l'area? L'area è la zona di Asolo Pagnano, soprattutto la zona di Pagnano Casonetto, quel tratto di Pagnano che porta al Casonetto, che è una frazione di Asolana. Anche verso Castelcuco? Anche per andare verso Castelcuco, perché l'area l'ampliamo un po' di più. E se c'è qualche segnalazione da fare, l'attuale comandante dei Carabinieri è sempre in servizio per ricevere informazioni. Quindi chiamare il 112 oppure i Vigili del Fuoco, perché abbiamo visto che sono schierati? Abbiamo qua tutte le forze, dalla protezione civile, la finanza, i vigili e tutti, ma è più semplice segnalare alla nostra stazione dei Carabinieri che sono qua vicino. Ecco, quindi chiunque in questo momento o anche nelle prossime ore giri per queste zone e notasse qualcosa di strano, una scarpa, un vestito, insomma qualunque segnalazione è bene accetta, o segnalare direttamente alle forze dell'ordine oppure venire qui in base. Avete sentito, siamo ai piedi praticamente della Pieve qui al Casonetto e trovate qui la postazione dei Vigili del Fuoco che è alle nostre spalle, e quindi segnalare quello che trovate. Sempre disponibile anche la notte. Ecco, perfetto. Se non hai domande, a questo punto restituisco la linea allo studio. Grazie davvero Lucio Zanato, grazie anche al sindaco di Asolo, sempre molto disponibile. Vi mostro la foto della signora di Alessandra Gallina, è stata pubblicata da poco su QDP News, anche questo può aiutare in questa fase delicatissima di ricerche. La donna è alta circa 1,65 m, corporatura normale, ha capelli castano scuri e occhi castani. Questa quindi
quindi la foto della signora scomparsa, per cui sono mobilitati uomini e mezzi nella zona che Lucio Zanato vi ha descritto accanto al sindaco Dalla Rosa. E noi veniamo un po' alla vicenda di queste ore e allo shock di Rosà e Cittadella per la morte di una cinquantenne molto nota, Helen Comin, madre di 4 figli, morta dopo un intervento di chirurgia estetica in una clinica privata di Castelfranco Veneto, una vicenda su cui sta facendo luce la Procura della Repubblica di Treviso. L'intervento di chirurgia estetica al seno nella clinica privata di Castelfranco era riuscito, ma si è sentita male poco dopo, facendo scattare la chiamata al SUEM. Purtroppo la corsa in ospedale non è bastata a salvarla. È morta così a 50 anni Helen Comin, mamma di 4 figli, originaria di Rosà nel Bassanese e residente a Cittadella con il marito Stefano, imprenditore di Galliera Veneta. Una tragedia che ha investito 2 comunità e sulla quale la Procura di Treviso vuole vederci chiaro. Per questo è stata disposta un'autopsia sul corpo della donna. L'intervento al seno era programmato da tempo ed Helen non aveva mai sofferto di particolari patologie. Per questo motivo è stato dato l'incarico a un medico legale di effettuare l'esame che accerti la causa della morte e che stabilisca eventuali nessi causali con l'intervento estetico. Per aprire un fascicolo e poter disporre l'autopsia, il pubblico ministero ha ipotizzato il reato di omicidio colposo. La notizia della morte della donna si è diffusa velocemente a Cittadella e nel Bassanese, dove era molto conosciuta. Negli ultimi tempi la cinquantenne aveva affiancato il marito nella gestione dell'azienda Galliera, anche se fino a poco tempo fa aveva gestito una sua attività in centro a Rosà. Nei social numerosi messaggi di cordoglio per la sua tragica morte improvvisa. Questa è la vicenda su cui torneremo nelle prossime edizioni. Vi posso dire che in queste ore si sta effettuando l'autopsia sul corpo della donna. Un altro aggiornamento e saremo in grado di collegarci fra poco con Maserada, dove ieri sera un'auto ha investito un animale che poi è fuggito. Potrebbe trattarsi del lupo del Piave. La notizia è clamorosa, stiamo cercando conferma, ma appunto Francesca Bozza fra poco con Nicoletta Rizzetto sarà in grado di darci tutti gli aggiornamenti. E vi ricordo anche che andremo a Venezia per parlare di furti, ma fra pochissimo. Intanto c'è un'altra vicenda che ha sconvolto nella giornata di ieri. Continuano le indagini sulla morte del giovane di 23 anni che si è lanciato nel vuoto dall'11° piano di un edificio proprio a Padova. La procura indaga per capire se ci sia stata una istigazione al suicidio. Sono ancora molti gli interrogativi sulla morte del 23enne studente universitario che si è lanciato dall'11° piano del Palazzo Europa mercoledì pomeriggio a Padova. Il pubblico ministero ha disposto l'autopsia e in queste ore, sulla base di quanto raccolto dalla polizia scientifica sul luogo della tragedia, dovrà decidere se aprire un fascicolo di indagine. Le risposte sulle motivazioni del gesto estremo potrebbero arrivare dagli ultimi messaggi lasciati sui social dal giovane che viveva con i genitori nella zona del Bassanese. Prima di entrare nel palazzo e di gettarsi dall'11° piano aveva pubblicato delle foto di profili con il suo nome dicendo che erano falsi e attaccando, facendo nome e cognome, un presunto stalker. Dunque potrebbe profilarsi l'ipotesi di istigazione al suicidio, un'ipotesi su cui la procura e soprattutto la famiglia del giovane vogliono fare chiarezza. Il 23enne aveva pubblicato anche una foto davanti al Bo dove si stava per laureare. Il portiere di Palazzo Europa, che lo ha visto nei minuti prima del lancio nel vuoto, lo aveva anche sentito urlare alcune frasi sconnesse proprio sulla sua laurea. I poliziotti hanno sequestrato il suo zaino, recuperato all'11° piano insieme al giubbetto vicino ai vetri rotti. All'interno alcuni fogli dove potrebbero essere state spiegate le motivazioni della tragedia. Così dunque a Padova, ma rimaniamo nella città del Santo per un'altra vicenda, una vicenda inquietante. Avrebbe abusato sull'allieva, quindi abusi sull'allieva. Un istruttore di arti marziali è stato rinviato a giudizio. Le molestie sarebbero venute in palestra e durante alcuni passaggi in auto.
Avrebbe abusato sessualmente della sua allieva minorenne in palestra e anche in auto mentre la riaccompagnava a casa dopo gli allenamenti. Un 49enne romeno, istruttore di arti marziali, è stato rinviato a giudizio con l'accusa di violenza sessuale nei confronti di una quindicenne. L'indagine era iniziata nel 2022 dopo che la piccola atleta, che vive in un paese della cintura urbana di Padova, aveva confidato ad un parente e poi ai genitori di aver subito le molestie del suo allenatore. Abusi commessi tra aprile e giugno dello stesso anno, avvenuti in palestra dove l'istruttore spesso la importunava e in auto mentre la riaccompagnava a casa, e in quelle occasioni la toccava nelle parti intime e la obbligava ad appartarsi sequestrandole prima al cellulare. La quindicenne, terrorizzata da quell'uomo, era incapace di difendersi ma ha trovato il coraggio di raccontare i soprusi. La famiglia si è rivolta così ai carabinieri ed è partita l'indagine. La giovane è stata costretta ad abbandonare gli allenamenti che si tenevano nelle palestre di 2 scuole dell'Arcella e la sua versione è stata ascoltata dagli investigatori ed è stata ritenuta credibile, mentre l'istruttore si è sempre professato innocente. Il giudice però, viste le testimonianze e le prove, ha deciso di rinviare l'uomo a giudizio e il processo inizierà a gennaio. Una vicenda gravissima di pedofilia ci porta adesso nel vicino Friuli Venezia Giulia, dove è stato arrestato e condotto in carcere un uomo di 81 anni che è stato condannato a 12 anni per violenza sessuale su minori, in particolare sulle nipoti. A 81 anni è stato arrestato e condotto in carcere per scontare una condanna a 12 anni e un mese per violenza sessuale continuata su minori. Agenti della polizia della questura di Pordenone giovedì hanno prelevato l'uomo dalla sua abitazione e lo hanno condotto in carcere. Il provvedimento è in esecuzione di un ordine emesso dalla Procura Generale della Corte d'Appello di Trieste, dopo che la Cassazione ha giudicato inammissibile il ricorso presentato dall'avvocato difensore del condannato Antonio Malattia, che lo aveva assistito anche nei primi 2 gradi di giudizio. I fatti contestati all'uomo risalgono al periodo tra il 2010 e il 2014, quando, secondo le prove raccolte dall'accusa, aveva abusato delle 2 nipoti, all'epoca dei fatti minorenni. Solo dopo molto tempo le ragazze hanno avuto il coraggio di denunciare le violenze subite. In primo grado l'81enne era stato condannato a 14 anni. In appello la condanna era stata ridotta a 12 anni e un mese di reclusione. Con il ricorso in Cassazione la difesa puntava all'annullamento della condanna, al rinvio degli atti in Corte d'Appello o alla cancellazione di 5 anni e un mese per la condanna su fatti contestati commessi su una delle 2 nipoti per non aver potuto difendere pienamente l'assistito. In particolare la difesa lamentava di non aver controinterrogato le ragazze e di non aver potuto produrre perizie da psicologi come consulenze di parte, oltre che sottolineare come nel capo di accusa fosse compreso anche un fatto mai avvenuto peraltro dopo che era intervenuta la prescrizione. Nell'intero procedimento l'avvocato Alessandra Marchi ha rappresentato le 2 ragazze. Una vicenda clamorosa dal punto di vista giudiziario, anche perché appunto è raro il trasferimento in carcere di soggetti con più di 80 anni, ma avete visto, è una storia davvero allucinante. Adesso parliamo di ordine pubblico, sicurezza con Filippo Fois. Andiamo a Canareggio che non conosce davvero pace. Canareggio è uno dei sestieri più grandi di Venezia, sicuramente il più popolato, ultimamente sempre più al centro delle cronache per furti, episodi di spaccio, di microcriminalità e di violenza in generale. Noi siamo in compagnia di Angelo Zamprotta, che è il referente per i pubblici esercizi della Confesercenti di Venezia. La situazione non è mai stata così alta, diciamo, l'allarme in questo sestiere, almeno negli ultimi 20 anni. E ci sono anche molti suoi colleghi che denunciano furti oppure episodi di spaccio e comunque di microcriminalità. Il sestiere sta veramente peggiorando da questo punto di vista. Sì, buongiorno. Allora, il fenomeno è ormai noto da un po' di tempo. Io ho sempre detto che ci vuole un sano allarmismo, nel senso che è giusto preoccuparsi, è giusto stare attenti e soprattutto è giusto denunciare tutto quello che accade alle forze dell'ordine per dare loro il polso della situazione. Detto ciò, stiamo parlando probabilmente di microcriminalità. Sono piccoli spacciatori che probabilmente si spostano da una parte all'altra in cerca di denaro
non potendo più spacciare perché perdono la zona sotto controllo eccetera, tentano i furti all'interno dei locali pubblici o delle attività commerciali. C'è un suo collega, lei lo conosce bene, che ha denunciato recentemente di aver subito tre tentativi di furto in 3 notti. Sì, è successo anche a me tanto tempo fa, questo crea sicuramente uno stato d'anima ansioso, devo dire. E le armi che noi abbiamo in dotazione sono sicuramente cercare di avere delle serrature attrezzate, chiedere le autorizzazioni per le telecamere spiegando la motivazione, dopodiché sappiamo che le forze dell'ordine sono all'opera e stanno attenzionando il fenomeno. Lei, Zamprota, gestisce da circa 20 anni un locale proprio nel sestiere di Cannareggio, è stato tra l'altro uno dei primi a dotarsi della vigilanza privata per evitare che, diciamo, nella calca dei clienti potesse succedere qualche cosa di brutto. Lei comunque, che è qua da tanti anni ed è veneziano, ha visto anche, e quello che dicono anche i residenti, un mutare dal punto di vista sociale di questa città, vale a dire lo spopolamento ha creato dei vuoti che non rendono più possibile quel controllo di vicinato, tra virgolette, che prima c'era. Sì, il controllo civico, il controllo del vicinato sta venendo a mancare sempre di più, in alcune zone è completamente assente. I motivi sono semplicemente le affittanze turistiche o le case chiuse, quindi manca proprio il tessuto cittadino. Un altro fenomeno è sicuramente, io lo chiamo il turismo pendolare, cioè al pomeriggio la gran parte dei visitatori lascia la città perché viene o in giornata o perché pernotta fuori dal centro storico. Quindi diciamo che verso sera la città un po' si svuota, si decongesta, sì, e quindi diventa meno popolata. Questo ovviamente sappiamo tutti bene che crea un fenomeno lascia terreno fertile a questo tipo di iniziative. Tra l'altro ringraziamo Angelo Zamprotta della Confesercenti di Venezia. Proprio l'altra sera un giovane che stava rientrando a casa in Campo San Giacomo è stato aggredito alle spalle da un uomo probabilmente veneziano che gli ha rubato il borsello. Il fatto grave è che gli ha provocato anche una commozione cerebrale con una prognosi di 8 giorni. Sono episodi di microcriminalità ma che rendono il clima piuttosto pesante in città. Grazie Filippo Fois con Sandro Ponchio, il suo ospite, insomma, Cannareggio davvero senza pace. Noi adesso andiamo nel Vicentino dove si è conclusa la campagna straordinaria estiva di controlli da parte delle Fiamme Gialle nel mirino dei finanzieri, in particolare le città d'arte, le località turistiche più frequentate della provincia. Quindi è tempo di bilanci. Sono stati complessivamente 790 gli interventi operativi dei finanzieri del Comando Provinciale di Vicenza durante la stagione estiva, una campagna straordinaria di controlli per contrastare i fenomeni di illegalità economico-finanziaria, in particolare nelle località ad alta vocazione turistica della provincia. Tra i settori operativi più rafforzati, 120 riguardano la lotta all'abusivismo commerciale. Per il gioco d'azzardo individuati 133 apparecchi in funzione in orari non consentiti. Nel contrasto alle truffe e alle irregolarità legate alle vendite di carburante sono stati 63 gli interventi. Non solo, per quanto riguarda il lavoro sommerso sono stati individuati 50 lavoratori in nero e sanzionati 24 datori di lavoro. Nel contrasto alla commercializzazione di prodotti non sicuri sono stati irrogate oltre 13.000 euro di sanzioni e sequestrati oltre 250 articoli. 11 kg di stupefacenti sequestrati nelle diverse operazioni di contrasto ai traffici di droga, denunciate 10 soggetti, identificate 27 consumatori e sequestrate decine di migliaia di euro provento di spaccio. Inoltre 71 piante di marijuana sono state scoperte in una vera e propria piantagione in un campo di mais a Marano Vicentino, individuata grazie all'impiego del Servizio Aereo di Venezia. Gli equipaggi del reparto operativo aeronavale hanno inoltre assicurato maggiore sicurezza per la collettività non solo durante i controlli straordinari, ma anche in occasione degli eventi più affollati.
Così dunque a Vicenza, io vi ricordo la notizia con la quale abbiamo aperto Helen Comin, lo possiamo vedere dal Gazzettino.it, ma l'ore dopo l'intervento estetico al seno è morta questa mamma di 4 figli a soli 50 anni. Il Gazzettino, l'home page del Gazzettino aggiunge che sono indagati chirurgo e anestesista di questa clinica privata di Castelfranco Veneto. Si trattava di un intervento banale, un intervento di routine, quindi su questo sta facendo luce la Procura della Repubblica di Treviso. Vi rimostro anche, perché è utile farlo, la foto di Alessandra Gallina, la donna che si sta cercando senza sosta a Asolo, soprattutto nella zona di Pagnano. Ci siamo collegati in apertura con il nostro Lucio Zanato e con il sindaco di Asolo, che ha lanciato un appello preciso a chi può aver visto la donna in questi giorni. Ritorniamo nel Padovano. Aveva ancora le ricevute delle giocate in tasca. Un ragazzo minorenne è stato trovato dalla polizia di Padova in una sala scommesse ed evidentemente non doveva trovarsi in una sala scommesse. Per questo il locale è stato chiuso dal questore. Chiuso per 30 giorni un centro scommesse in via Bronzetti. All'interno del locale gli uomini della questura di Padova hanno trovato un minorenne che stava scommettendo. Da qui il provvedimento del questore di Padova, Marco Dorisio, che ha sospeso la licenza al titolare, un 53enne italiano. Gli agenti della polizia hanno infatti riscontrato come non ci fossero filtri all'ingresso e il ragazzo fosse entrato senza che nessuno lo controllasse. Obbligo questo a carico del gestore dell'attività. La licenza per le sale scommesse infatti prevede che sia vietato l'ingresso ai minori di 18 anni. Gli uomini della squadra volanti durante il controllo hanno accertato che il giovane aveva scommesso, avendo in tasca ancora le ricevute delle giocate. Sempre nel Padovano tenta di rapinare un anziano al centro commerciale, ma viene arrestato mentre cerca di scappare. Scoperto a rubare in un'auto, non ha esitato ad aggredire l'anziano proprietario della vettura. Un 35enne romeno è stato arrestato dai carabinieri di Selvazzano mentre cercava di scappare. La rapina nel parcheggio esterno del centro commerciale Le Brentelle di Sarmeola di Rubano. Il ladro si è avvicinato all'auto e, approfittando di un momento di distrazione dell'84enne che stava scendendo dalla macchina, ha afferrato il portafoglio dell'uomo che era all'interno dell'abitacolo. L'anziano, scoperto il furto, ha cercato di fermare il 35enne che lo ha spintonato con violenza facendolo sbattere contro il cofano. Allertati i carabinieri, una volta arrivati sul posto, hanno trovato il 35enne romeno già noto alle forze dell'ordine mentre stava scappando a piedi ed è stato arrestato. Per un anno ha minacciato un ristoratore chiedendo soldi e cibo gratis. È stato arrestato sempre nel Padovano un ragazzo di 27 anni. Da un anno era diventato l'incubo di un ristoratore dei Colli Ugani, presentandosi quasi quotidianamente, pretendendo cibo gratis e importunando gli altri clienti. Nell'ultimo periodo, oltre a voler mangiare a scrocco, chiedeva con insistenza somme di denaro. Un 27enne accusato di estorsione è stato così arrestato. La misura cautelare è messa dopo la denuncia fatta ad agosto dal ristoratore dei Colli, esasperato dalla continua presenza molesta del giovane. L'esercente in più occasioni, infatti, è stato costretto ad assecondare le richieste assillanti di denaro per evitare ripercussioni. L'uomo infatti minacciava di fare del male a lui e alla sua famiglia e iniziava ad alzare la voce nei confronti del titolare degli avventori. Il 27enne è stato trasferito in carcere a Rovigo. Si sta collegando Francesca Bozza, anzi la vedo pronta, perfetto. Vi avevo parlato di questo animale investito ieri sera a Maserata, potrebbe trattarsi del lupo del Piave, questo sarebbe ovviamente clamoroso, ma ci aggiorna Francesca Bozza con Nicoletta Rizzetto. Francesca, buongiorno.
Sì, buongiorno Cristian e buongiorno ai telespettatori. Hai già ricostruito tu che cosa è accaduto ieri sera intorno alle 19 in via Piave a Salettuola di Maserata. Siamo nella zona della golena del fiume dove più volte in questi mesi è stato avvistato il lupo, forse i lupi, perché rimane da capire se si tratti di un unico esemplare o se ce ne siano due che si stanno aggirando tra Maserata, Ponte di Piave, Breda, Spresiano. Ebbene, ieri questo animale è stato investito, molto probabilmente semplicemente urtato dall'auto condotta da una donna che ha poi immediatamente chiamato le forze dell'ordine. Sul posto sono arrivati i carabinieri, sono arrivati i veterinari del CRAS, la polizia veterinaria. La donna appunto ha raccontato di questo animale, lei lo ha descritto come un lupo che poi si è allontanato tra i vigneti e chiaramente i veterinari si sono subito messi sulle tracce dell'animale che molto probabilmente è ferito, e tra i vigneti sono state rinvenute delle orme che potrebbero essere compatibili con quelle lasciate da un lupo. Il condizionale è d'obbligo perché nessuno di questi esperti ha visto di persona l'animale, ma dalla descrizione della donna che era in auto si tratterebbe proprio di un esemplare di lupo. Quindi l'animale potrebbe adesso vagare nella zona di Maserata, probabilmente ferito, e quindi chiaramente non si sa che comportamento potrebbe avere. Il fatto che il lupo dalla golena, dall'argine del Piave, dove era stato avvistato più volte, si stia spostando sempre di più verso il centro abitato, chiaramente è un allarme che il cavaliere Roberto Zanot, che conosce molto bene questi luoghi ma conosce molto bene anche la fauna selvatica, aveva in qualche modo già paventato di questo rischio. Perché il lupo si sta comportando così? Buongiorno cavaliere. Grazie. Prima di tutto in questo momento si sta sbagliando tutto quanto. In questo momento si dovrebbe essere aiutato a trovare da mangiare, pezzi da mangiare, qualcosina, in modo che si rimanga dentro l'interno della golena del Piave. In questo momento è probabilmente spaventato. Dobbiamo dimenticarci che è già un mese che ci sono addestramento di cani in queste zone. Non fa altro che scappare queste povere bestie che dalle golena a Piave si spostano verso le case. Si sentono forse più protetti, si sentono. E tra l'altro domenica si apre la caccia, cosa potrebbe succedere? Ma in questo momento è uno sbaglio assoluto aprire la caccia in questo momento. Io consiglierei di sospendere questa battuta di caccia di domenica, perché sicuramente peggioreranno la cosa, perché invece di rimanere all'interno scapperanno più distanti ancora, perciò creeranno sicuramente dei problemi all'esterno. Quindi verso i centri, verso i luoghi abitati, appunto come è successo ieri. Fortunatamente questa signora non si è fatta nulla, ma chiaramente quando ti trovi un animale davanti non si sa quella che può essere la reazione e potrebbero succedere anche degli incidenti stradali. Questo è il minimo, sempre calcolando che non ci siano qualcuno che passi camminando a piede, che il lupo non lo attacchi. Dicevo che lei conosce gli animali selvatici, ma i lupi qui in queste zone ne avevate visti negli anni scorsi? Assolutamente no, qui da me si sono stati sempre visti caprioli, cinghiali, qualche cervo, volpi ce ne sono tante, ma lupi non si sono mai stati visti. E questo è indicativo di come stiano cambiando le cose? Esatto, ovviamente si stanno spostando, stanno cercando cibo, stanno venendo sempre giù. Qui sul Piave, alle Golena, c'è un'autostrada per questi selvatici e ci sarà sempre di più, perché finché aumenterà la popolazione in montagna questi verranno in cerca di cibo verso la pianura, perché qui, che ripeto, abbiamo un'autostrada. Questa autostrada, io l'ho detto tante volte, si dovrebbe essere bloccata completamente la caccia su tutta la Golena Piave, sia da Salgareda fino sul Montello, perché l'unica zona di poter sbloccare, che possano vivere tranquillamente ste pesti, è solamente questa. Grazie al cavaliere Roberto Zanot. Insomma, Cristian, questo al momento la situazione, le informazioni che abbiamo. Chiaramente si continua a cercare l'animale per eventualmente soccorrerlo e una volta curato poi riportarlo in quello che è il suo habitat naturale, perché alla fine è questo l'obiettivo di tutti. Se non hai domande io ti restituisco la linea. Ti ringrazio, grazie davvero Francesca per tutti questi aggiornamenti
aggiornamenti, grazie anche a Nicoletta Rizzetto per la parte tecnica. Vi parlavo prima di una giornata campale per Padova sul fronte del traffico, ma ci aggiorna in diretta la nostra Valentina Visentina. Buongiorno Valentina. Sì, buongiorno da Padova, siamo nell'incrocio della Stanga, qui questa mattina e soprattutto ieri mattina ci sono stati momenti di passione per gli automobilisti rimasti bloccati nel traffico, complice una mix di ingredienti fatali, ovvero il maltempo, la pioggia di ieri mattina, il brutto tempo di questa mattina, il rientro a scuola con gli orari canonici degli studenti e ovviamente i cantieri del tram che si sta realizzando in città, e quindi qui alla Stanga nell'incrocio che adesso vedete tutto sommato libero, questa mattina e soprattutto ieri mattina c'è stato veramente il traffico in tilt. Questa mattina altri disagi si sono registrati invece anche in via Vicenza, altro punto di ingresso in città. Qui con me c'è Patrizio Bertin, che è presidente di Ascom Veneto e di Padova, perché a preoccupare questo traffico e l'autunno in arrivo sono proprio i commercianti che temono insomma che la gente desista dal venire a Padova proprio per paura di rimanere bloccata qui nel traffico. Cosa chiedete all'amministrazione comunale? Beh, diciamo che questa situazione era una situazione annunciata, perché con l'inizio delle scuole e con l'autunno in arrivo chiaramente le difficoltà dei lavori del tram le incontreremo, ma le incontreremo fino al 2026, quindi siamo coscienti di questa situazione. Quello che chiediamo è di avere un confronto serio e diretto per capire che tipo di aiuto l'amministrazione vuole dare alle nostre imprese che si affacciano sui lavori del tram, perché queste insomma, denunciano un calo di fatturato importante. Già con l'estate ci sono stati dei seri problemi perché avevano integrato di molto i lavori. Adesso bisogna capire che tipo di aiuto, perché altrimenti queste imprese moriranno, e questo è il nostro pensiero, e quando un'impresa è chiusa non riapre più. Quindi molte auto si spostano per percorsi alternativi, privilegiando magari l'autostrada, la zona industriale, quindi evitando il centro e altri quartieri. Sì, la gente ormai cerca vie di fuga più veloci, più scorrevoli, però è difficile trovarle, perché stamattina via Vicenza era intasata a più non posso, quindi io capisco l'amministrazione dal punto di vista che i lavori devono essere finiti e ci sono anche i lavori del PNRR, quindi c'è tutta una serie di cantieri che sono parecchi, ma anche diciamo dislocati un po' a macchia di leopardo, e quindi questo complica tantissimo la viabilità. È per questo che dico, questi 2 anni come pensiamo di affrontarli? Noi stiamo confrontandoci con Bologna, che stanno facendo stesso identico lavoro, e proprio stamattina ho sentito che stanno comunicando che mettono 10 milioni in aiuto alle imprese che stanno soffrendo, artigiani e commercianti, e così si dovrà intervenire anche a Padova per capire di traghettare le imprese che si affacciano sul percorso del tram e che naturalmente perdono da un 40 a un 50% di incasso. Grazie a Patrizio Bertin. Pochi minuti fa l'aggiornamento sui cantieri è arrivato da parte dell'amministrazione comunale, con l'assessore alla mobilità Andrea Aragona, che ha fatto il punto sui cantieri, e ci sono novità per quanto riguarda il cantiere di Ponte Omizzolo, che è poco lontano da dove ci troviamo adesso, ma insomma con la riapertura lunedì di questo cantiere, di questo tratto di strada appena annunciato dall'assessore Aragona, andrebbe a descongestionare un po' la situazione della Stanga. La risposta dell'assessore Aragona, e restituisco la linea allo studio. Critiche, come dicevo prima, a cui siamo un po' abituati, purtroppo, però siamo abituati, continueremo a essere abituati. Noi crediamo che sarebbe peggio ricevere critiche per non aver fatto niente, per avere una città immobile, vedere che magari le altre città crescevano grazie ai fondi del PNRR, e sarebbe stato molto più grave avere la critica fra 3-4 anni, quando le altre città si erano rinnovate, e ci sarebbe stato detto: e voi cosa avete fatto? Niente. Ecco, quella era una critica a cui non avremmo potuto
rispondere. Queste critiche invece possiamo rispondere perché stiamo migliorando la città. Abbiamo giorni difficoltosi per quanto riguarda il traffico ormai da circa 30 anni, è per questo che stiamo cercando di realizzare 2 linee tranviarie per dare quante più opportunità possibili di trasporto pubblico efficiente alle persone. Evidentemente ci sono dei cantieri in corso, quelli più invasivi sono già stati chiusi, riaperto il traffico, rimane solo Ponte Mizzolo che riaprirà lunedì, quindi si tornerà alla normalità anche su quello, ma quando si realizzano grandi investimenti, grandi opere, è evidente che qualche disagio ci deve essere in un contesto in cui comunque la Stanga è nota a tutti per essere una zona trafficata da sempre. Ripeto, lunedì riaprirà anche Ponte Mizzolo, sgraverà la Stanga, ma se vogliamo migliorare davvero il nostro trasporto in maniera efficiente qualche investimento va fatto. Questa è la risposta alle polemiche, ai disagi da parte dell'amministrazione comunale di Padova. Certo, la pioggia di questi giorni non ha aiutato nella giornata di ieri e anche nella giornata di oggi. A proposito di pioggia e di maltempo, ritorniamo sulla frana di Sant'Eusebio a Bassano, con il comune che ha firmato l'ordinanza di chiusura della strada Contrà-Corte Sant'Eusebio per garantire la sicurezza. Siamo ritornati con Vanessa Banzato proprio a Sant'Eusebio. Frana di Sant'Eusebio, assessore Andrea Zonta, com'è la situazione, il comune come si sta muovendo e soprattutto c'era in ballo questa ordinanza di chiusura della strada nella parte superiore nella chiesa, come funziona adesso, come vi state muovendo? Beh, chiaramente noi come organo pubblico siamo interessati alla questione e anche perché c'è una nostra strada interessata appunto alla frana e alla caduta dei massi. Ci stiamo muovendo anche per capire i nostri cittadini come in qualche modo possano o siano stati interessati. Non c'è stato fino nell'episodio di ieri nessun danno a fabbricati o a persone, c'è stato qualche danno alla parte naturale, perché lì è chiaro che quando si parla di pendii, di campi aperti, i sassi purtroppo non trovano freni. Abbiamo fatto l'ordinanza ieri di chiusura della strada nostra, perché per motivi precauzionali, per capire che non ci siano altri eventi che provengono da proprietà private e non da proprietà pubbliche. Stiamo cercando per avvisare i proprietari privati, stiamo individuando chi siano, perché questi dovranno in qualche maniera mettere in sicurezza i luoghi, capire, mandarci le dichiarazioni che tutto è a norma e la caduta di quei massi che c'è stata è stata una caduta che può essere casuale, ma non dovuta a un sistema che magari sta franando molto più pericolosamente. Le altre aree interessate non ce ne sono, la zona della Pieve di Sant'Eusebio è fuori dalla portata dell'evento di ieri, non si sono manifestati e speriamo non si manifestino in altri eventi, e pertanto abbiamo fiducia che la cosa si sia limitata all'evento stesso e che ma nei giorni futuri, voglio dire, andremo sicuramente ad effettuare dei controlli per capire che non ci siano altri movimenti della terra. Sì, anche perché tra l'altro proprio nelle prossime ore c'è anche tutta la questione legata alla festa degli alpini, del sezionale degli alpini, quindi ci sono i cori che andranno nella chiesa, c'è un giro di gente importante, quindi da tutelare al massimo la sicurezza delle persone. Sì, no, è chiaro che noi dobbiamo monitorare, anche perché non è che il meteo sia dei migliori nei prossimi giorni, e per cui l'acqua, che è una delle responsabili di questi eventi, dovrà sicuramente essere controllata se ne dovesse scendere ancora. È chiaro che siamo ben consci che in quella zona ci saranno degli ammassamenti di persone dovuti alle manifestazioni degli alpini, ed è nostro dovere dare la garanzia che lì non accada nulla. Ecco il motivo per cui con la reperibilità, sia oggi che domani che domenica, faremo dei controlli in modo tale che tutto si possa svolgere senza danno a cose e a persone. Resta sempre però proprio sul piatto la questione della fragilità del nostro ambiente, la fragilità del nostro territorio.
La fragilità del nostro territorio è un tema molto importante, è un tema che da qualche anno stiamo seguendo un po' più in modo pressante di prima, perché gli eventi naturali, io non li chiamerei estremi, ma sicuramente diversi da quelli che magari sono la normalità, creano delle difficoltà. Teniamo presente che le nostre colline da tantissimi anni soffrono di queste problematiche, perché sono colline formatesi in modo un po' particolare, per cui il terreno non è perfettamente aggrappato al sottosuolo, e le piogge, come altri eventi, danno delle problematiche. Siamo intervenuti anche con finanziamenti fatti tramite la Protezione Civile, già con 4-5 interventi nella zona, e continueremo a farlo sia con finanza propria che cercando fondi, perché purtroppo la fragilità del territorio è una situazione importante e l'aspetto idrogeologico è sicuramente da curare per il bene dei nostri concittadini in primis. Questo è il contributo da Bassano della nostra Vanessa Banzato, ma rimaniamo a parlare di maltempo, perché non rientra l'allarme, anzi nel pomeriggio di ieri è stato prolungato fino a sabato sera lo stato di attenzione su zona montana e pedemontana, in particolare per vento forte. Tra Nervesa e Giavera la situazione resta critica, anche in queste ore per molti sono scusate la ripetizione, di passione. Sì, ho visto. Se teneva botta questo eravamo salvi, non è esploso e non è fine. L'acqua che sfonda bocche di lupo e infrange i vetri, l'acqua che si insinua in ogni pertugio e danneggia elettrodomestici e auto. A quasi 40 ore dalle inondazioni, in via Montello a Giavera è ancora il momento della conta dei danni e della paura. Siamo disperati. Non sappiamo più che santi chiamare, chi chiamare. Il sindaco ci viene incontro, ci aiuta, ma è limitato anche lui. Non sappiamo cosa fare. Provvisoriamente tutti quanti ci si arrangia con delle paratie, sacchi e altre cose finché non si trova una soluzione. Ecco, ognuno, diciamo così, corre ai ripari come... Sì, purtroppo sì. Via Montello negli ultimi anni è finita sott'acqua 3 volte, la prima nel 2018, la seconda il 9 giugno scorso, la terza poche sere fa. Comprensibile a questo punto l'esasperazione, per alcuni non c'è stato nemmeno il tempo per risollevarsi. Questa è dove è arrivata l'acqua il 9 giugno e questa è quella dove è arrivata l'altro ieri. Ogni volta che piove, ogni volta che c'è una nuvola un po' più nera abbiamo paura e non sappiamo più cosa fare. E questo mentre continua a piovere, con il centro funzionale della Protezione Civile che ha prolungato a tutto sabato lo stato di attenzione per vento forte su area montana e pedemontana. Resta l'avviso di criticità idraulica e idrogeologica e resta quindi la paura, come quella provata dal signor Aldo Lucchetta, che ha tentato di mettere in sicurezza il suo garage con dei sacchi, ma non ha avuto il tempo materiale per farlo. L'acqua lo stava travolgendo. L'acqua mi arriva da qua e mi ho preso paura. Tutti questi anni qua è la prima volta. Garage, cucine da buttare, intonaci i ricordi di una vita. L'elenco in questo angolo di Giavera si allunga ora dopo ora. Arriva che è un fango, e adesso ecco, io per pulire qua, per sistemare mi ci vogliono, non so, io 20.000 euro se mi bastano, no, non mi bastano, no. E una storia collegata al maltempo ci riporta nel Padovano per un cane fuggito da casa perché spaventato dal temporale è stato salvato dai vigili del fuoco. I lampi e i tuoni del temporale lo avevano spaventato ed era scappato da casa. Joe, un cane di Vescovana, è stato ritrovato all'interno di un canale di scolo in via Europa. A salvarlo i vigili del fuoco di Este, che sono entrati nel corso d'acqua recuperando l'animale infreddolito ed impaurito, fermo sotto una piccola galleria.
Portato al sicuro, asciugato e coccolato dai soccorritori, il cane è stato poi consegnato al legittimo proprietario, arrivato sul posto mentre era alla ricerca dell'animale scomparso. Sempre a proposito di maltempo, fra pochissimo saremo in grado di collegarci con Bolzano Vicentino, con la nostra Luisa Bertini, per fare il punto dei lavori lungo il Tesina. È una questione molto importante, ma fra pochissimo saremo in grado di collegarci con Luisa Bertini. I temi della sanità al momento, perché è stato registrato un 8° caso di dengue nel Padovano. Nuovo caso di dengue nel Padovano, scattano le disinfestazioni, questa volta in città, nel quartiere Forcellini, intorno all'area dove vive la persona rientrata nei giorni scorsi da un viaggio all'estero con i sintomi della febbre spaccaossa trasmessa dalla puntura della zanzara tigre. Come per gli altri casi in città che hanno riguardato Piazza Mazzini e in provincia i comuni di Abano, Cittadella e Rubano, scatta il piano di disinfestazione del servizio di igiene e prevenzione dell'USL 6, previsto anche nelle ore notturne, con trattamenti sia larvicidi che adulticidi per un raggio di 200 metri dal caso di contagio. Le vie interessate dal trattamento di disinfestazione sono quelle intorno a via Nazareth, sono via Bonardi, Molmenti, Stendhal, Gottier, San Nudo, Verci, dell'Ellis e Brosis. Gli interventi inizieranno questa sera e si protrarranno fino al 15 settembre. Ritorniamo alla vicenda di Vincenza Saracino, uno dei delitti che ha sconvolto quest'estate in Veneto, a più di 2 mesi dal delitto avvenuto a Canizzano, quindi alle porte di Treviso. I familiari della donna chiedono verità, giustizia e rispetto. Restiamo fiduciosi negli inquirenti, dicono attraverso l'avvocato trevigiano Luigi Fadalti. Sta passando un periodo, come è facilmente comprensibile, terribile. È una famiglia di lavoratori, è una famiglia molto unita, erano molto uniti anche Vincenza e il marito Fabio. Devo dire che alcune insinuazioni che mi è capitato di leggere o di sentire all'inizio di questa vicenda erano e sono veramente fuori di luogo, fatte da persone che non conoscevano la realtà delle cose. Quindi immagino che quelle insinuazioni abbiano fatto male alla famiglia, al marito, alla figlia, un po' a tutti, a chi conosceva Vincenzo. È un grande dolore sicuramente. Questo lo stato d'animo di una famiglia distrutta, quella di Vincenza Saracino, la 50enne uccisa a Canizzano a inizio luglio, un giallo lungo un'intera estate con un'indagine delicatissima condotta nel più stretto riservo che vede gli inquirenti non lasciare nulla al caso. Chi ha ucciso Enza e perché sono gli interrogativi che al momento sembrano non avere una risposta, perlomeno ufficiale. Ma io non ho dubbi che le attività di indagine siano quanto più attente possibile e sono fiducioso che portino a un risultato concreto. Io non posso dire che non ci siano novità rilevanti, io posso ritenere che la vicenda sia talmente delicata da imporre che se vi sono novità e se non siano divulgate. Quindi la fase delicata potrebbe essere delicata? Assolutamente sì. Io credo che ogni forma di interferenza sia quanto mai dannosa. Comprendo le preoccupazioni non della famiglia a questo punto, ma della società, ma ritengo che ci debba essere fiducia. Vincenza Saracino era stata trovata senza vita 24 ore dalla sua scomparsa in via Maleviste, all'esterno di un capannone dismesso a poche centinaia di metri da casa. 5 le coltellate tra collo e mandibola. Da lì la caccia al killer, con i carabinieri che hanno passato a setaccio tutte le telecamere del percorso che la donna era solita fare tra Preganziol, dove lavorava nel sexy shop del marito, e la sua abitazione, circa 5 chilometri che Vincenza percorreva con la sua bici elettrica anche più volte al giorno. Fadalti, per conto della famiglia, ribadisce la linea. Verità e rispetto mi pare che siano i 2 termini esatti e un'indiadi che rende perfettamente il punto di vista dei familiari. Sempre per la cronaca giudiziaria, nel 2022 a Conegliano avevano picchiato brutalmente una barista per rubargli l'incasso. Sono stati per questo condannati Samuele Battistella e Abdallah Jumaa. Il primo è anche il killer di Shinpei Tominaga, l'imprenditore giapponese ucciso con un pugno a Udine a inizio estate.
Mi hanno brincato in 3 e mi hanno messo giù per terra, uno si è seduto sopra e mi hanno portato i soldi. Così aveva iniziato il racconto di quella terribile notte il 34enne barista indiano, picchiato e rapinato di 2.000 euro a Conegliano. Era l'11 novembre 2022. 2 dei 3 giovani che aggredirono l'esercente sono stati identificati ed ora condannati. E non sono 2 persone qualunque. Si tratta di Samuele Battistella e Abdallah Juma, gli stessi ventenni coinvolti con un terzo complice nell'omicidio dell'imprenditore giapponese 56enne Shinpei Tominaga, ucciso nel kebab di Udine nel giugno di quest'anno. Una violenza che ha scioccato tutta la comunità. Battistella in carcere è il responsabile del pugno fatale a Tominaga, morto per le gravi lesioni alla testa dopo l'aggressione fatale. In attesa che questa inchiesta faccia il suo corso, il Tribunale di Treviso ha condannato il ventenne e l'amico per la rapina e le lesioni ai danni del barista indiano a Conegliano. Battistella dovrà scontare 4 anni e 20 giorni, Juma invece 6 anni e 20 giorni, perché il recidivo aveva infatti già commesso una tentata rapina, un'azione estremamente violenta, quella ai danni dell'esercente nella città del Cima, meno di un anno dopo. Il destino avrebbe fatto incontrare i due con Shinpei Tominaga, ucciso senza un perché dalla furia cieca di Battistella. Vi dicevo che saremmo stati in grado di collegarci con Bolzano Vicentino, con la nostra Luisa Bertini, per tornare a parlare di maltempo e di opere utili alla prevenzione, una in particolare, ma ci racconta tutto Luisa Bertini con Simone Squarcina. Buongiorno Luisa. Sì, buongiorno a te, buongiorno ai nostri telespettatori. Siamo a Bolzano Vicentino in compagnia del sindaco Lorenzo Cracco. Qui alle nostre spalle quello che vedete è il fiume Tesina, fiume che desta preoccupazione quando arrivano le piene, in modo particolare nella zona più a sud, quindi mi riferisco in modo particolare a Torri di Quartesolo, ma dove qui nel comune di Bolzano Vicentino si stanno portando a conclusione i lavori per la messa in sicurezza dell'argine di cui ci parla il sindaco. A che punto siamo e in che cosa consistono questi lavori? Sì, sono dei lavori che sono stati possibili grazie a un fondo di 500.000 euro del PNRR e grazie alla Regione e al Genio Civile si è potuto completare un lavoro che era iniziato circa 20 anni fa, ma che poi per carenza di fondi è stato sospeso. Oggi con questi 500.000 euro si è potuto per evitare delle tracimazioni a livello campagna dell'acqua e sono stato un rinforzo dell'area gradinale il lavoro di marzo di quest'anno, 5-10 giorni di lavoro per completare l'opera che penso a breve andrà completata. Ecco, noi qui siamo in un'area golenale, lei prima mi faceva un riferimento al 1966, alluvione del 1966, quindi lavori diciamo che di cui si parla da tanti anni. Sì, ecco, 1966 io non ero ancora nato, per cui gli anziani del paese mi riferiscono che l'argine è rotto e quindi il paese stesso è stato alluvionato. Quindi dal 66 oggi siamo a distanza di parecchi decenni, però comunque si vede che appunto anche quel cambiamento climatico, quando ci sono queste bombe d'acqua e le alluvioni sono molto frequenti, quindi anche la Regione e il Genio Civile ha pensato ma anche più a sud. Ecco, io sempre parlando di maltempo ci spostiamo in un'altra zona, ci spostiamo nella zona di Malo, Isola Vicentina e di Monte di Malo, perché c'è una notizia che arriva appunto da poco relativa ai risarcimenti, perché è arrivata la modulistica per chi è stato colpito di queste zone dalle alluvioni di maggio per accedere appunto a questo tipo di fondi. A questo proposito guarderei insieme a voi un servizio.
Guarda che io non sento, quindi non so quando finisce. Allora, c'è qualche problema, si tratta di Luisa, mi senti? Sì, Luisa, non siamo in grado di mandare in onda il servizio, se puoi un attimo sintetizzarcelo. Sì, riguarda la modulistica relativa ai risarcimenti, mi riferisco all'alluvione di maggio che aveva colpito in modo particolare il territorio dell'Alto Vicentino, per cui molto si sono battuti i vari sindaci facendo pressing notevole anche sulle istituzioni, proprio per capire tra privati e aziende in che modo dovessero muoversi e quali potessero essere le tempistiche. Mi sembra di capire che siamo in grado di mandarlo, allora vediamolo insieme. Attivate dall'ANCI, l'Associazione dei Comuni Italiani, le misure di sostegno economico connesse ai danni subiti in riferimento agli eventi meteorologici dei mesi di maggio e giugno. Eventi atmosferici che hanno messo in ginocchio soprattutto la zona dell'Alto Vicentino, Malo, Monte di Malo, Isola Vicentina. A darne comunicazione i primi cittadini che nelle ultime settimane hanno fatto pressing sulle istituzioni per avere risposte proprio sui risarcimenti. È importante che vi attiviate quanto prima, in quanto nella giornata di ieri ci è arrivata una comunicazione da parte di ANCI Veneto con la trasmissione della modulistica relativa alle richieste di rimborso per le aziende e per i privati. È importante che facciate quanto prima la compilazione di questi moduli e ce li consegnate in comune, necessariamente entro il 7 di ottobre, affinché noi riusciamo a collazionare tutta la documentazione da trasmetterla entro il termine perentorio del 15 ottobre alla Regione Veneto. Domande che dovranno essere presentate entro l'8 ottobre. Inoltre il Comune di Malo fa sapere che ha anche attivato un fondo speciale per danni legati al maltempo dei mesi scorsi, legato alle donazioni ricevute dai privati e dalle imprese. Le domande riservate a chi ha avuto danni di importo superiore ai 5.000 euro vanno presentate sempre all'ufficio protocollo entro il 9 ottobre. Ecco, l'abbiamo sentita, questa è la novità. Noi torniamo qui a Bolzano Vicentino con il sindaco. Lei diceva opere ovviamente di messa in sicurezza che sono state possibili anche grazie a una sinergia di enti. Sì, credo sia un esempio virtuoso che la collaborazione tra enti possa portare dei risultati importanti. Non tanto per gli enti ma per i cittadini, perché ovviamente noi abbiamo il dovere e l'obbligo di salvaguardare, diciamo, quella che è l'incolumità dei nostri cittadini, e quindi credo che dialogando tra enti e mettendo insieme più idee si possa ottenere questi risultati che sono importanti dal mio punto di vista. Ecco, io ringrazio il sindaco per essere stato con noi, è tutto da Bolzano Vicentino. Grazie davvero Luisa Bertini. Abbiamo qualche istante di pubblicità, poi ci colleghiamo con Mogliano Veneto, dove c'è una proposta in Consiglio Comunale per introdurre il salario minimo comunale a 9 euro all'ora. Dovrebbe essere già collegato il capogruppo del Partito Democratico Giacomo Nilandi, lo vedo Nilandi, fra poco quindi andremo da Nilandi per questa proposta che già sta facendo discutere. Parleremo poi di fine vita anche alla luce della vittoria alla mostra del cinema del film di Pedro Almodovar, che ha riacceso il dibattito politico, ma poi abbiamo ancora tanta cronaca da tutto il Veneto. A fra poco. Di nuovo in diretta per proseguire il nostro racconto di questo venerdì a Nord-Est. Abbiamo aperto l'edizione con la vicenda di Helen Comin, questa mamma di 4 figli morta a 50 anni dopo l'intervento estetico al seno, così il Gazzettino. .it, ma insomma vi abbiamo mostrato il servizio. Sono indagati chirurgo e anestesista di questa clinica privata castellana, una vicenda che sta suscitando cordoglio e tanti interrogativi. E poi c'è una ricerca persone in corso, ci siamo collegati con Pagnano d'Asolo con il nostro Lucio Zanato, si cerca questa donna
Alessandra Gallina di 58 anni, è scomparsa da alcuni giorni, aveva detto di andare a casa del fratello, non ha più fatto ritorno nella propria abitazione. Sul posto ci sono vigili del fuoco, uomini della protezione civile, operatori volontari, ma appunto per il momento di questa donna di Pagnano d'Asolo non c'è traccia. Sempre per la cronaca, Castelfranco Veneto, una vicenda davvero estrema, con 2 cittadini del Marocco che, pensate, hanno minacciato un barbiere, loro connazionale, armati di macete. Tagliaci i capelli gratis. Ti uccidiamo e ti bruciamo il locale se non ci tagli i capelli gratis. Armati di macete, 2 cittadini del Marocco di 28 e 42 anni hanno fatto irruzione da un barbiere nel capoluogo castellano. I 2 hanno minacciato l'esercente senza mezzi termini. Già in un'altra occasione la vittima era stata costretta a tagliare i capelli senza essere pagato. Non solo perché i 2 malviventi, senza fissa dimora, con piccoli precedenti penali alle spalle, avevano anche rapinato un magrebino. Lo avevano incontrato alla stazione ferroviaria di Castelfranco Veneto e l'avevano ferito, sempre con il macete, ad un orecchio per portargli via 10 euro. Tutto questo è accaduto a fine giugno. Immediate le indagini dei carabinieri di Castelfranco, che hanno consentito di acquisire elementi utili all'identificazione dei 2 stranieri. L'altro pomeriggio è scattato il blitz. Accertata l'identità dei 2 cittadini del Marocco, i militari dell'Arma sono andati ad arrestarli. Gli è stata notificata un'ordinanza di custodia cautelare in carcere adottata del GIP Trevigiano su richiesta della locale Procura della Repubblica. I 2 sono stati tradotti in carcere con l'accusa di rapina aggravata, minacce e lesioni personali, in attesa dell'interrogatorio di garanzia che si svolgerà nei prossimi giorni. A Mogliano Veneto, per una proposta che già sta facendo discutere, vedo Giacomo Nilandi, rappresentante del Partito Democratico, non solo moglianese ma trevigiano. Nilandi, che ha presentato questa mozione per chiedere l'introduzione del salario minimo comunale. Se non sbaglio, salario minimo comunale a 9 euro all'ora. Ci spieghi questa proposta, Nilandi? Buongiorno. Buongiorno a te Cristian e grazie dell'invito. È una proposta in realtà molto semplice e di buon senso, poiché negli anni gli enti locali hanno cercato di fare economie immettendo delle gare al massimo ribasso nel mercato, che hanno determinato delle condizioni per i lavoratori degli appalti comunali che molto spesso erano al di sotto di una soglia salariale che gli permetteva di avere un minimo di dignità nella loro vita, e anzi molto spesso magari avevano dei contratti che non erano nemmeno quelli del settore. Per cui noi abbiamo presentato questa mozione, che è una mozione in realtà che recupera la delibera che c'è stata a maggio nel comune di Firenze, che è stato il comune apripista rispetto a questo tipo di iniziative, dove chiediamo che in questo caso il comune di Mogliano Veneto, ma in realtà dopo il varo del nuovo codice degli appalti con l'articolo 11 tutti quanti i comuni potrebbero farlo, ovvero il fatto di decidere sia che tipo di contratti chiedere all'interno dei capitolati d'appalto quando si mette la gara d'appalto, sia anche chiedere che in questi contratti i lavoratori siano inseriti con un tetto salariale minimo di 9 euro all'ora, scegliendo quelli che sono i contratti più rappresentativi con le sigle sindacali che appunto rappresentano più lavoratori nel territorio e che quindi sono titolate, diciamo, come si può dire, ad essere più rappresentative per quelli che sono i diritti dei lavoratori. Ecco, questo è il sito ufficiale del Comune di Firenze, la notizia appunto del marzo scorso. Firenze è la prima città, misura di civiltà, confermiamo capitale del lavoro e dei diritti, quindi è una misura che si può adottare, quindi non è una provocazione, diciamo, può rientrare nelle facoltà del Comune, ovviamente per gli appalti di competenza comunale. Sì, non è una provocazione, anzi è una scelta politica vera e propria. Possiamo scegliere come
creazione di tutelare i diritti dei nostri lavoratori in appalto e quindi di credere anche nel valore del lavoro e dell'articolo 1 della nostra Costituzione, oppure possiamo scegliere di non farlo facendo delle economie sui servizi e poi di conseguenza avendo poi dei servizi scadenti nei confronti dei cittadini, perché i lavoratori sono sottopagati e molto spesso deprofessionalizzati, e chi ne fa ne spende, come sempre, è la gente, le persone che poi si ritrovano magari ad avere l'erba non tagliata, piuttosto che dei servizi sociali insufficienti e via discorrendo. Per cui non si tratta di una provocazione, si tratta di una scelta politica ben precisa di dove vogliono andare le amministrazioni pubbliche. Fino a prima si utilizzava la scusa che non si poteva, adesso con questa riforma del codice degli appalti si può, il Comune di Firenze lo dimostra e c'è anche tutta quanta una giurisprudenza che ne legittima l'applicazione, se non ora, quando? Nilandi, grazie, lei ha lanciato il suo guanto della sfida politica, staremo a vedere ora cosa accade. Giacomo Nilandi del Partito Democratico, buon lavoro. Grazie mille. E noi andiamo avanti con la cronaca, vi parliamo di un inseguimento a folle velocità nel cuore di Vittorio Veneto, identificati e denunciati dalla polizia locale 4 giovanissimi, 2 di questi sono minorenni. Manovre azzardate, sorpassi pericolosi fra le auto. 5 giovani in sella alle loro moto si sono resi protagonisti di una lunga serie di violazioni della strada, mettendo a rischio pedoni e ciclisti. È accaduto sabato scorso nel cuore di Vittorio Veneto. Ad intercettare gli spericolati motociclisti una pattuglia automontata della polizia locale di Vittorio Veneto, che li ha intercettati in Viale della Vittoria. Ai ragazzi è stato intimato l'alt, ma per nulla intimoriti si sono dati alla fuga. Hanno attraversato a folle velocità strade, vie, attraversamenti pedonali, incuranti della sicurezza degli utenti della strada in presenza del traffico dell'ora di punta. Uno solo dei centauri si è fermato, gli altri hanno continuato la corsa. La polizia locale li ha cercati fino a raggiungere in Viale Verizzera, ma nonostante gli agenti avessero azionato lampeggianti e sirene, i 4 ragazzi hanno continuato la fuga. La pattuglia, dopo averli inseguito lungo Viale Matteotti e via Sant'Antonio da Padova, visto l'aumento della velocità di marcia e la chiara intenzione dei conducenti dei motocicli a resistere ai pubblici ufficiali, desisteva per motivi di sicurezza. Immediatamente sono scattate le indagini in una zona, fra l'altro, dove non mancano di certo le telecamere di videosorveglianza. È bastato poco alla polizia locale per arrivare ai motociclisti. Si tratta di 2 diciottenni e altrettanti 17enni residenti nei comuni del Vittoriese. Nei loro confronti, oltre alle varie violazioni al codice della strada derivanti dalle manovre spericolate, saranno segnalati all'autorità giudiziaria per resistenza pubblico ufficiale. Lo sconcerto della sindaca Mirella Bagliana. Sempre più spesso si ripetono questi episodi in cui dei ragazzi giovani hanno poca considerazione a quelli che sono i richiami che arrivano dalle polizie o anche dai carabinieri, e qui c'è da fare un lavoro di recupero di quello che è il rispetto nei confronti delle forze dell'ordine. Studenti sorvegliati dai carabinieri, continua l'impegno dell'Arma di Treviso nell'osservazione e nel monitoraggio dei luoghi di aggregazione giovanile per prevenire eventuali episodi di violenza che possano turbare il vivere quotidiano. Nella mattinata di ieri è stata la volta dei principali plessi scolastici del capoluogo, dove i militari hanno sostato a lungo in concomitanza con l'ingresso in aula degli studenti, in particolare negli istituti scolastici Luzzati, Canova, Duca degli Abruzzi, Fermi, Berto, Alberini e Artistico. Un'attività di prevenzione e rassicurazione sociale che proseguirà, assicurano dall'Arma dei Carabinieri, anche nelle prossime settimane. E noi ritorniamo alla mattina di ieri, quando in 500 hanno salutato per l'ultima volta nella Basilica dei Santi Giovanni e Paolo a Venezia Francesco Favilli, il manager residente a Masera, morto nella tragedia della Marmolada inizio mese, accanto al collega Filippo Zanin. L'ultimo viaggio nella bara in legno chiaro, i fiori bianchi del feretro di Francesco Favilli, il manager 44enne venuto a mancare il 3 settembre corrente, insieme al collega 36enne Filippo Zanin lungo la Marmolada e nella sua Venezia.
Ad accompagnarlo al cimitero di San Michele in motoscafo tutta la sua famiglia, con il papà Fabrizio, il fratello Giacomo, la sorella Federica e l'ex moglie Foscazzani con i 2 figli piccoli Irene e Michele, 11 e 8 anni appena. Per ultimo saluto tutti nella prima fila dalle 10 nella Basilica dei Santi Giovanni e Paolo, sempre a Venezia, chiusa per le visite ai turisti per le quasi 2 ore di omelia celebrata da Don Piotr Miluski. In 500, tra familiari, parenti e amici ad omaggiarlo, compresi i colleghi dell'azienda di Asolo dove lavorava e i tantissimi amici arrivati dal Piemonte. Toccanti le parole del papà, del manager, rivolte sia ai nipotini rimasti senza appunto il genitore, sia ai presenti in Basilica Pierluigi e Giulia, il papà e la moglie del collega alpinista del figlio, morti insieme poco dopo l'inizio della tragica scalata. Un silenzio necessario per una morte senza un perché e che si è presa la vita, quella di Francesco, così commosso, con la voce rotta dal pianto, sempre il papà Fabrizio. Francesco è ricordato con Filippo, 2 amici che continueranno a vivere nei ricordi di quanti li hanno amati per come, a loro volta, loro stessi sono stati capaci di amare. Avete amato e siete amati. Ciao Francesco, ciao Filippo. Questo dunque è l'addio a Francesco Favilli, una delle vittime della tragedia sulla Marmolada a inizio mese. Io do il benvenuto a Matteo Orlando, referente della cellula Luca Coscioni a Treviso. Parliamo di fine vita, lo faremo fra pochissimo, anche alla luce di quello che è successo a Venezia, no? Vi abbiamo raccontato la mostra del cinema con il nostro Lorenzo Maier nei giorni scorsi, passo dopo passo, e mostra del cinema che ha consacrato il film di Pedro Almodovar, Leone d'Oro per il 2024. Almodovar, film di Almodovar dedicato appunto al tema dell'eutanasia, del fine vita, dal titolo The Room Next Door. Questa vittoria ha aperto un dibattito politico, anzi ha riaperto un dibattito politico mai sopito, soprattutto in Veneto. Fra pochissimo ne parleremo con Matteo Orlando, fra poco. Di nuovo in diretta in questo venerdì segnato da tanti fatti di cronaca che rivedremo, ripercorreremo insieme sul finale di questa prima edizione. Prima però un capitolo dedicato a un tema che stiamo seguendo passo passo in questi mesi, quello del fine vita. Vi ho già presentato Matteo Orlando, che è referente della cellula Luca Coscioni per la provincia di Treviso. Buongiorno Orlando, siamo partiti appunto dalla vittoria alla mostra del cinema del film The Room Next Door di Pedro Almodovar, tra l'altro il primo film girato interamente in lingua inglese da parte del regista spagnolo, ma questa è la forma. La sostanza è che è un film dedicato alla fine vita e si è riacceso attorno a questo tema il dibattito politico, con lo stesso Zaia che ha detto è un film che deve farci riflettere. Partiamo da qui, Orlando. È un film così importante? Beh sì, lo riteniamo molto importante perché ha riacceso, diciamo, qualora ce ne fosse bisogno, insomma, i riflettori e ha riportato l'attenzione su un tema che noi riteniamo centrale per garantire libertà di scelta alle persone nel fine vita, e siamo sicuramente contenti che se ne parli e se ne parli in questi termini. Non l'abbiamo ancora visto, almeno non l'ho visto perché non sono stato alla mostra del cinema, ma lo stesso presidente Zaia ne parla come un film diciamo che manda un messaggio chiaro ma molto rispettoso, ecco, della posizione di tutti e delle sensibilità di tutti, e questo sicuramente questa è sicuramente anche la nostra posizione, però il presidente ha ribadito che serve una legge
che la Corte Costituzionale ha richiamato il legislatore ad intervenire numerose volte, però io credo che appunto il Presidente Zaia sia ben consapevole che il nostro legislatore nazionale non ha al momento intenzione di affrontare seriamente questo tema. È notizia di un paio di giorni fa che la Commissione Giustizia del Senato doveva discutere proprio di legge sul fine vita, ma la discussione è stata nuovamente a causa di un contrattempo del Presidente appunto della Commissione Giustizia. Quindi quello che noi, il Parlamento, prendiamo atto non intende, nonostante appunto l'attenzione sul tema, nonostante i richiami alla Corte Costituzionale, affrontarlo, bisogna che a questo punto se ne torni a parlare in Regione. Appunto in Regione, dove una legge sul fine vita di fatto non è passata, provocando uno tsunami politico con polemiche interne anche al centro-sinistra. Ma insomma non andiamo a ripercorrere quella vicenda che ben conosciamo. Tra l'altro proprio la consigliera regionale Ostanella nei giorni scorsi, lo possiamo vedere anche da Padova Today, ha attaccato Zaia ai media, parla di Almodovar e di diritti, poi non porta in aula la legge. Questa è la polemica politica. Lei, Orlando, giustamente guarda di più alla sostanza e dice: bene, di fronte al silenzio o comunque a questo atteggiamento defatigatorio da parte del legislatore nazionale si ritorni a Palazzo Ferrofini. Ci sono degli estremi, ci sono delle possibilità? Assolutamente sì, in quanto la stessa Corte Costituzionale, che è tornata a pronunciarsi su questi temi a luglio, poi magari ne parleremo, ha ribadito che le ASL e le aziende sanitarie territorialmente competenti devono fornire una risposta alle persone che fanno una richiesta di verifica e di modalità di esecuzione della pratica della morte volontaria assistita in forza di una precedente sentenza del 2019 che ha di legge sul territorio italiano. Quindi nuovamente la Corte ha detto che le ASL devono fornire risposte ai cittadini che fanno richiesta e lo devono fare, e l'ha ribadito anche il Presidente Zaia nell'ultima intervista, per garantire tempi, per garantire la libertà di scelta delle persone. Ecco, quindi, perché il tema qual è? Lo diciamo a chi ci sta seguendo da casa: non c'è una legge nazionale che regolamenta il tema, non c'è una legge regionale, ma di fatto ci sono delle pratiche singole da parte delle singole ULSS, da parte dei singoli comitati etici. Quindi, come vi abbiamo raccontato anche in questi ultimi mesi, ci sono stati dei via libera sostanzialmente, o no, Orlando? Il problema è che non c'è un sistema, non ci sono delle regole uniformi su tutto il territorio nazionale. Si procede, direbbero gli anglosassoni, from case to case, da caso a caso. Esattamente, questo ovviamente crea discrezionalità, si è in balia, diciamo, della discrezionalità delle singole aziende sanitarie. Allora, c'è una sentenza della Corte Costituzionale del 2019 che dice che in presenza di tanti requisiti una può accedere alla morte assistita volontaria previa verifica di un comitato, di una commissione medica multidisciplinare e di un parere del comitato etico territorialmente. Quindi le persone possono fare richiesta alle loro ASL. Dopodiché però la sentenza non è entrata nel dettaglio dei tempi, delle modalità concrete di queste richieste e di come vanno gestite. Questo è un aspetto organizzativo. E per questo motivo noi riteniamo che la Regione, che ha questo tipo di competenza in materia di sanità, possa, anzi debba, fornire sia ai cittadini ma anche ai sanitari chiarezza e assicurare dei tempi che garantiscano delle risposte certe, il più possibile uniformi, a persone che si trovano in condizioni intollerabili. Ecco, e so che ci sono dei casi in cui
appunto queste richieste vengono in qualche modo negate. C'è un caso recente anche in provincia di Treviso. Sì, diciamo che appunto il problema di non avere una legge che disciplini a livello nazionale diciamo questo diritto in maniera il più organica possibile, e a livello regionale le procedure, i tempi, è proprio il fatto che poi la stessa può giungere a decisioni contraddittorie o diverse in presenza di situazioni analoghe. Questo è successo a Treviso, ricordiamo il caso della signora Gloria, nome di fantasia, del 2023, e ci sono state altre richieste quest'anno, alcune sono state rigettate senza motivazione, quindi poi è stato necessario chiedere le motivazioni. Anche questo è un aspetto che una legge deve disciplinare. Chiaramente se faccio la richiesta viene negata, deve essere indicato il perché, ma i casi più noti sono quelli recenti e attuali del Friuli Venezia Giulia, dove una nostra attivista, Oppelli, si è vista negare l'accesso alla pratica nonostante avesse i requisiti, diciamo, previsti dalla Corte Costituzionale, a maggior ragione dopo l'ultimo intervento che ha dato un'interpretazione estensiva del requisito più contraddittorio, diciamo, più ambiguo, previsto l'essere tenuti in vita da trattamenti di sostegno vitale, a fronte di un caso di persona con l'identica patologia simile sanitari, il caso di Anna, di un anno prima, che invece è stato accolto dalla stessa ASL. Allora è chiaro che qui non si può essere, diciamo, in balia di discrezionalità che diventa arbitrarietà, ma servono dei paletti chiari, garanzia di tutti gli interessati. È chiarissimo, Orlando, farei un passo in avanti. So che appunto tutti questi casi sono coperti, come è giusto che sia, dal più stretto riservo, però se non erro c'è un caso recente che riguarda una persona trevigiana che aveva fatto la richiesta di accedere appunto al fine vita, e questa richiesta è stata respinta senza motivazione. Voi cosa state facendo su questo? Sì, la scelta su questo è lasciata diretta interessato, alla persona interessata, quindi sarà lei poi a decidere se procedere e come procedere per eventualmente vedere rivista questa decisione. La motivazione c'era, ma non era stata comunicata alla persona, quindi ecco perché una procedura chiara serve, perché è arrivato un diniego senza diciamo allegata la motivazione, quindi poi è stata fatta la richiesta della motivazione, è una motivazione che noi a livello tecnico non condividiamo, però come procedere rispetto a questo diniego spetta alla persona che non ha al momento deciso. Quindi c'è stato questo diniego, chiaramente rientra nella sfera della persona fare le azioni che ritiene più opportune. Voi, da quello che ho capito, siete perplessi perché su casi precedenti come quello di Gloria invece era stato detto di sì, quindi voi vi chiedete perché stavolta è stato detto di no. Esattamente, come è successo in Friuli Venezia Giulia, così è successo a Treviso. Diciamo, nel caso di Gloria è stata data un'interpretazione estensiva del requisito del trattamento di sostegno vitale, assolutamente avvalorata da, come dicevo prima, l'ultima pronuncia della Corte Costituzionale, che fa rientrare, diciamo, all'interno di questa nozione molte forme di assistenza terapeutica alla persona, e invece in questo caso più recente, che ritenevamo avesse dei requisiti ancora più nitidi, è arrivato un diniego. Questo diciamo ci fa pensare che
a livello sia di Veneto che di Emilia-Romagna ci sia un cambio di orientamento rispetto alla valutazione di questi casi e siamo un po' preoccupati. Quindi un cambio politico? Beh, adesso io questo non sono in grado ovviamente di confermartelo, però ci sembra, allora, mentre ci sembra strano perché in Friuli Venezia Giulia la posizione del Presidente della Regione è sempre stata molto chiara, cioè il Presidente Fedriga è contrario al fine vita, e questa è la sua posizione, però anche lì, ripeto, il caso di Anna è stato valutato positivamente, il caso di Martina Opelli negativamente. Stiamo parlando di due persone che soffrivano della stessa patologia e ricevevano un tipo di assistenza sanitaria molto, molto simile, equiparabile. Nel Veneto abbiamo esordito ribadendo la posizione del Presidente Zaia, il quale nel rispetto delle posizioni di tutti continua a dire che va garantita la libertà di scelta, alle persone vanno garantite tempi e modalità certi di accesso a questo tipo di pratica del fine vita. Ci stupisce effettivamente sia stato un cambio di orientamento in questi casi. Ecco, diciamo che quindi ci sono degli interrogativi da questo punto di vista, ma voi rinnovate, e l'ha fatto prima Orlando, il vostro appello a Luca Zaia e immagino alle forze politiche del Consiglio regionale perché riprendano in mano questa tematica di cui si è parlato. Tra l'altro vi mostro il sito della rassegna, si è parlato ieri nell'ambito del festival Combinazioni, che prosegue fino al 15 di settembre. Vedete, questo è il sito combinazionifestival.it, ci sono tantissimi appuntamenti, il tema quest'anno è We Care, verso una democrazia della cura. Si tratta di un evento diffuso tra Montebelluna Trevignano, Volpago del Montello e Crocetta del Montello. Grazie Matteo Orlando, referente della cellula Luca Coscioni per la provincia di Treviso. Grazie Orlando, torniamo ovviamente ad aggiornarci su un tema molto molto delicato e molto sentito da parte di tutti. Io vi ricordo la notizia con la quale abbiamo aperto questa edizione è la scomparsa di Alessandra Gallina a Asolo. Le ricerche sono in corso, si cerca questa donna di 58 anni, scomparsa da qualche giorno da casa. Uomini e mezzi sono al lavoro senza sosta per capire dove si trovi questa donna, e poi c'è il fatto di Castelfranco Veneto, la morte di Helen Comin, questo malore dopo l'intervento estetico al seno, questa mamma di 4 figli che è morta a soli 50 anni. Sono indagati chirurgo e anestesista di questa clinica privata di Castelfranco Veneto. Mi fermo qui, solo il tempo di ricordarvi che alle 13:35 fra pochi minuti andrà in onda il documentario Borgo Italia e poi il film Cemento Armato del 2007, un thriller. C'è anche l'indimenticabile Giorgio Faletti, davvero un film da non perdere. Saluto e ringrazio dalla regia Alessandro Granziera e Fabio Fagliero. Noi rientriamo in diretta alle 18:30 con l'edizione regionale dei nostri telegiornali. Buon proseguimento.